Tifosi rossazzurri appassionati di grande futsal, siamo qui collegati nella sala conferenze del Alto Vicentino Futsal a presentare tutti insieme la quinta giornata del campionato nazionale di Serie 2 Girone A, in cui i nostri ragazzi sabato pomeriggio alle ore 17 affronteranno qui appunto in casa la Aosta 5-11. Oggi andiamo a sentire i pareri, le opinioni riguardo questo match di mister Michele Ferraro e di Leonardo Fongaro. Mister, inizierei ovviamente con te commentando in generale la partita che abbiamo giocato appunto in Piemonte. Sottolineerei soprattutto un aspetto che mi è risaltato comunque subito importante, ossia che nonostante il forcing avversario abbiamo commesso solo 3 falli, conquistato un ottimo risultato con una sola ammonizione. Come interpreti questo dato? Quali sono in generale le tue impressioni comunque su questo match? Ciao Marco, intanto grazie come sempre per il tuo preziosissimo lavoro. Sabato è stata, l'hai vista anche tu, no? E l'abbiamo vista tutti. È stata una partita molto difficile, con una squadra molto ben allenata, in un campo molto difficile. Ne abbiamo parlato appunto l'altro ieri all'allenamento, un campo che è stato espugnato solamente 3 volte prima di noi nelle ultime 2 stagioni e mezzo, quindi lì, passano il termine, molti ci lasceranno la pelle. Noi siamo stati mentalmente, secondo me, straordinari, perché comunque, come dicevi tu, aver commesso pochi falli, aver avuto solo una munizione ed è stata una partita molto molto dura, soprattutto atleticamente, siamo stati bravi. Mentalmente, oltre che tatticamente, la partita l'avevamo preparata molto bene, secondo me. Sapevamo la forza dell'isola, sapevamo la forza che ha, la capacità che ha il loro allenatore, che è un allenatore molto molto esperto, che ha fatto categorie molto prestigiose, quindi questi ragazzi hanno dimostrato, seppur noi alla fine sono poco più di 2 mesi che siamo insieme, sembra veramente una vita, e invece questi ragazzi hanno dimostrato di essere un ottimo gruppo, un'ottima squadra, e hanno dimostrato di saper soffrire, quindi complimenti all'isola, perché comunque vanno fatti i complimenti. Come ci siamo detti anche tra noi, non merita assolutamente di avere 0 punti, e questo gliel'ho detto anche al mister, ci siamo sentiti, perché tra noi c'è sempre un buon fair play, e quindi ci siamo sentiti anche nel post partita e gli ho fatto comunque i complimenti, e magari una pacca sulla spalla non fa mai male tra noi allenatori, perché sappiamo che siamo figli e schiavi dei risultati, quindi però complimenti anche a noi, insomma, assolutamente. Dal risultato al fair play direi davvero tutto bellissimo quanto maturato sabato scorso in casa appunto dell'Isola. Passerei ora la palla a Leonardo Fongaro, che è stato, come dicevo prima, un grande protagonista di questo match. Grazie a lei ovviamente, e buonasera anche a te. Ti chiederei ovviamente come è stato affrontare, specie dal punto di vista emotivo, questo debutto in Serie 2 e con la nostra maglia. Che soddisfazione ha rappresentato comunque aiutare in questo modo, con questo contributo assai determinante, il tuo team? Intanto ciao a tutti, ciao Marra. È stata un'enorme soddisfazione fare l'esordio in Serie 2 per me con questa maglia importante come quella dell'Alto Vicentino, ancora di più perché al termine della partita siamo riusciti a portare a casa i 3 punti. Dal punto di vista delle emozioni e delle sensazioni soprattutto c'era ovviamente un po' di agitazione, non te lo nascondo, però agitazione e emozione poi durante la partita e nel corso del riscaldamento si sono trasformate in adrenalina, che poi è tutta benzina nelle gambe, possiamo dire. E sono anche contento per quanto riguarda ovviamente sì la mia prestazione, ma quello che contava più di tutto era portare a casa i 3 punti, che come ha detto il mister poco fa era un campo veramente difficile e poteva finire in qualsiasi modo la partita con qualsiasi risultato, però stringere i denti anche nei momenti di difficoltà, e ci siamo dati una mano dall'inizio alla fine, e insomma è stato importante dal punto di vista della classifica e anche del morale per noi. L'unione farà forza, possiamo sintetizzare il tuo discorso con questa frase piuttosto emblematica. E a tal proposito ti chiederei, Leo, insomma, come inquadreresti questi primi mesi con la maglia rossazzurra? Insomma, un preparatore dei portieri che conoscevi molto bene come Michele Traffico, un ottimo compagno di reparto di porta, se si può dire, come ovviamente Milan Minic, una squadra coesa, allegra, agguerrita, insomma tutti per uno per tutti. Come descriveresti questi primi mesi all'Alto Vicentino? Riprendo le parole del mister su questo, perché sono poco più di 2 mesi, quasi 3, che ci alleniamo insieme, ma sembra veramente da molto più tempo. Siamo uniti, questo sì, e ci siamo già tolti un paio di soddisfazioni nelle prime partite, ma
è ancora molto molto lunga e se vogliamo togliercene altre dobbiamo dare tutto come stiamo facendo in questi mesi, sia in campo che comunque fuori, perché anche fuori ci diamo una mano. Per quanto riguarda mister Michele Traffico, lo conoscevo già, non ci avevo mai lavorato insieme, ma mi avevano sempre parlato bene sia dal punto di vista umano che dal punto di vista sportivo e mi sto trovando benissimo in questi mesi, così come con Milan Ninic, perché comunque è una competizione sportiva tra me e lui, ma è una competizione sana, possiamo dire, perché ci aiutiamo sempre e abbiamo sempre una parola di conforto o comunque un consiglio da darci e ci diciamo che comunque se gioca uno gioca l'altro come se giocassimo tutti e due, perché studiamo insieme durante la settimana, ci aiutiamo e quindi è giusto che giochi insomma chi se lo merita e chi magari è più pronto per la partita del sabato. Sono d'accordo, ti ringrazio davvero calorosamente Leo per questa analisi completissima che hai fornito a noi appassionati, ovviamente anche a noi addetti ai lavori. Mister, adesso ovviamente c'è da inquadrare il prossimo match, questo Aosta 5-11 che si presenta qui al Palalanzi con 3 punti in classifica, 3 di ritardo nei nostri confronti, una partita in più, una squadra giovane che comunque ha vinto l'ultima partita contro una squadra che noi conosciamo bene, il Videoton Crema, che abbiamo affrontato nell'ultimo turno casalingo. Come dicevamo, squadra giovane, spensierata, può essere una mina vagante a tuo avviso? Cosa ci aspetta in generale sabato? Ma guarda Marco, noi, come ho detto anche le passate conferenze stampa pre-partita, noi pensiamo a noi stessi e sappiamo che la Aosta sono tutti ragazzi giovani, c'è un progetto importante e complimenti a loro, complimenti alla società che ha questa vision che cura praticamente tutto il settore giovanile e quindi anche la prima squadra. Noi invece dobbiamo guardare noi stessi, lottiamo per la salvezza, non lo so, magari probabilmente anche la Aosta sarà una nostra componente per la salvezza, non lo so, perché comunque noi pensiamo, dico sempre ragazzi, pensiamo a noi stessi, pensiamo a lavorare su di noi, pensiamo alla nostra tecnica, alla nostra tattica e così stiamo facendo. Prepariamo le partite a seconda dell'avversario, non proprio, perché noi soprattutto in casa dobbiamo giocare bene, dobbiamo fare il risultato, perché comunque abbiamo un pubblico e una società giustamente esigente, quindi noi dobbiamo pensare a noi stessi. Gli avversari credo che dovranno anzi fare fatica qui al Palalanzi, perché insomma il nostro fortino è il Palalanzi e dobbiamo tirare fuori anche quello che non abbiamo, quindi credo che sarà una bella partita e aspettiamo tutti quindi a sostenerci al nostro palazzetto. Per concludere la conferenza stampa odierna coinvolgerei come settimana scorsa Lorenzo Miotto, che è appunto in collegamento telefonico con noi. Ciao Lorenzo, a te la parola. Buonasera a tutti, intanto le domande anche il mister, considerando anche che la vostra è un'altra squadra giovane come la vostra, che tipo di partita ti aspetti di vedere in campo? Grazie. Ciao Lorenzo, ci aspettiamo molta dinamicità da parte della Aosta, no? Perché comunque, come dicevo prima, è una squadra giovane che ha anche addirittura degli elementi che gravitano nelle varie nazionali, sia dalla nazionale maggiore e sia nelle giovanili, quindi noi ci aspettiamo molta dinamicità da parte della Aosta. Essendo giovani è ovvio fare una proporzione giovane uguale corsa, uguale dinamismo, uguale aggressività e quindi crediamo che sia anche così la Aosta, oltre al fatto di essere probabilmente allenati molto bene, di avere una preparazione anche tattica, perché poi questo è uno sport che con il fisico, con la corsa fai ben poco, deve esserci un giusto mix fra la fisicità, tra l'atletismo e quello che è la tecnico-tattica, quindi sarà una partita molto dura, noi li abbiamo anche noi giovani e quindi sarà una bella sfida generazionale probabilmente e ci aspettiamo una partita di corsa, una partita di grinta, una partita atletica, ma come è questa categoria, perché è una categoria molto fisica, l'abbiamo visto anche sabato. Qui la gamba non la si tira indietro e Marco prima diceva anche che abbiamo fatto solo 3 falli, è vero, però diciamo che per me è un pregio, non lo nascondo, non l'ho mai nascosto, gli arbitri fischiano anche poco, fanno giocare perché poi dobbiamo dare anche un minimo di spettacolo e meno fischiano gli arbitri secondo me
meno il gioco è frammentato e più c'è lo spettacolo. Quindi ci aspettiamo una partita molto fisica e atletica, insomma, ecco, questo sì. Grazie. Bene, grazie davvero a tutti per la partecipazione a questa conferenza stampa, la presentazione per l'appunto, come dicevamo, di Alto Vicentino Aosta 5-11 in programma, lo ricordiamo a tutti voi, per sabato pomeriggio alle ore 17 qui alla Pala Lanzi. Rimanete sintonizzati sui nostri social, un saluto, alla prossima come di consueto tutti insieme, sempre Forza Alto!